Bella a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calciomercato. Abbiamo quattro notizie, ma principalmente parleremo di una. Io andrei a parlare soprattutto di un'ufficialità, cioè Hendrik del Real Madrid. Tu, Lyon, sì, we go, è un nuovo giocatore del Lyon, tu Lyon. In pratica arriva a Lyon in Francia in prestito secco, quindi non con diritto di riscatto oppure con obbligo di riscatto come dicevano alcuni, ma quindi c'è la possibilità di riscattarlo come il diritto di riscatto, ma non è un obbligo come l'obbligo, però non è proprio un, come si dice, non è proprio un diritto di riscatto che tu puoi scegliere, ma il ritorno, ok? Se per esempio fa bene a Lyon, no? Deve subito ritornare, non è che puoi subito acquistare dai soldi al Real Madrid e hai fatto. No, devi farlo ritornare a Madrid e poi magari lo riacquisti se ti interessa così tanto. Poi il City sta per chiudere Semenyo, che era anche nel mirino dello United. Diciamo che lo sta per chiudere, lo dovrebbe chiudere nella giornata di oggi, nella giornata di mercoledì, vigilia di Natale, tra l'altro. Vi mando i miei profondi auguri. Dovrebbero chiudere in serata. E, verso le 10 di sera ci sarà una nuova call tra il City e la squadra di Semenyo per decidere appunto diciamo per decidere meglio i prezzi, ecco. Poi una notizia in esclusiva che vi porto io sul canale, che nessuno mi aveva fatto, che riguarda il Como. Il Como, visto che Luca non... cioè, sì, scusate, io ho già spiegato tutto, visto che Alvaro Morata, giocatore che è in prestito dal Milan, non sta facendo bene, non sta facendo tanto bene, non sta, diciamo, soddisfando le aspettative come, diciamo, come era previsto. E quindi il Como sta pensando di prendere un giocatore del Napoli, ve l'ho detto prima, Luca, che anche lui a Napoli non sta facendo tanto bene, non sta soddisfando le aspettative, ma secondo me con Fabregas fare, um, può fare di meglio, può fare molto di meglio. Poi passiamo alla notizia clou del canale, del video, scusate. Allora, la notizia parla, è di Raspadori. Raspadori, Roma. La Roma che fino adesso stava monitorando il giocatore, non aveva ancora iniziato a parlare con l'Atletico Madrid, solo con magari qualche contatto piccolino col giocatore. Però da oggi, 2 ore fa circa, 2 ore prima della registrazione di questo video, che lo sto registrando martedì 23 sera alle 10, quindi 2 ore fa sono le 8 per me, vabbè, c'è stata una nuova call. Ehm, c'è stata la prima call tra Atletico e Roma per decidere appunto le varie trattative. Trattativa che non è in secondo piano rispetto a quella di Zirkzee, ma il Zirkzee, da quanto mi risulta, non lascia lo United fino a metà gennaio. Perché? Perché fino a metà gennaio ci sta la pausa nazionale africana, cioè che si gioca la Coppa d'Africa, quindi i giocatori attaccanti dello United, che sono per la maggior parte africani, lasceranno il club. E quindi lo United si trova in una situazione carente a livello di giocatori, quindi servono tutti i giocatori al massimo. Vabbè, c'è stata la prima call tra Atletico Madrid e Raspadori che vuole
tra Atletico Madrid e Roma, scusate, per Raspadori che vuole giocare di più, che vuole sorprendere come ha fatto a Napoli vincendo uno scudetto, anzi due, da protagonista insieme a Simeone. Vabbè. Raspadori che vuole appunto ritrovare la quadra da voler essere messo al centro del progetto e come ho detto prima non è in secondo piano, ma diciamo non è neanche una seconda trattativa, un'alternativa a Zirkzee, ma sono due trattative messe in ballo, messe tutte e due allo stesso, diciamo, allo stesso binario, allo stesso treno. Se non si fa questa, la Roma sta sicura, magari non si fa Zirkzee, la Roma sta sicura che si farà Spadori, o anche viceversa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, ciao!